Buongiorno a tutti, sono Elena Schipani, sono la Corporate Sommelier di Bottega. Oggi vi presento il nostro Bottega Ancestral vino spumante Brut Nature. Il termine ancestrale si riferisce a una tecnica antica, tradizionale, che affonda le radici in un passato lontano, tramandata di generazione in generazione. L'ancestrale bottega nasce da un lungo lavoro di ricerca che ha portato alla riscoperta delle lavorazioni artigianali. È un vino spumante con zuccheri quasi assenti, ottenuto con questo particolare metodo di vinificazione messo a punto quando erano le stagioni a dettare l'evoluzione del prodotto. Un vino caratterizzato dal residuo zuccherino quasi inesistente e dal sapore schietto e autentico dovuto alle sue origini popolari. Questo vino viene prodotto con uve glera opportunamente selezionate e con una piccola percentuale di uve moscato. Le uve, raccolte a partire dalla seconda metà di settembre, vengono sottoposte a diraspo-pigiatura e a una breve macerazione. La criomacerazione consente una maggiore estrazione di aromi e sostanze coloranti. Si ottiene così un mosto più ricco di aromi primari, espressione del singolo vitigno, e dai colori più puri e brillanti. Al termine, per mezzo della pressatura, si favorisce la fuoriuscita del mosto e l'estrazione dei lieviti indigeni presenti sulle bucce. Il vino viene imbottigliato ancora vivo, con i lieviti ancora attivi e gli zuccheri naturali dell'uva, e la fermentazione si completa lentamente in bottiglia. Il processo ha una durata di circa 3 mesi, durante i quali gli zuccheri si trasformano quasi completamente in alcol, si raggiunge una gradazione alcolica di circa 10 gradi e si consuma completamente l'ossigeno presente nella bottiglia, per cui non è necessaria un'ulteriore aggiunta di solfiti. Questa particolare metodica di vinificazione permette di ottenere un vino spumante a minore impatto grazie alla gradazione alcolica contenuta e al tenore zuccherino che è quasi inesistente. Il vino non viene sottoposto a sbucatura e dunque all'eliminazione dei lieviti e non viene sottoposto ad alcun processo di filtrazione. I lieviti si depositano sul fondo della bottiglia andando a conferire morbidezza e longevità. Gustiamolo insieme. Questo prodotto può essere servito in 2 modi: torbido facendo un remoulage che porta i lieviti in sospensione e limpido avendo l'accortezza di non scuoterlo lasciando i lieviti sul fondo della bottiglia per essere serviti poi in un secondo tempo in un calice di grappa. L'aspetto è leggermente torbido, ha un colore giallo paglierino e una spuma evanescente. Al naso è caratteristico, si apre con sentori fruttati, tra i quali spiccano la mela e la pera, e evolve col passare dei mesi verso sentori più complessi di lievito e crosta di pane. Al palato è asciutto, secco ma nello stesso tempo morbido, presenta un'equilibrata acidità e una notevole persistenza. Questo vino è ottimo come aperitivo, è un vino eclettico negli abbinamenti a tavola, è particolarmente indicato con gli antipasti tipo verdure pastellate, primi piatti di mare e di verdure e pesce soprattutto se cotto al forno. Consigliamo di servirlo a una temperatura di 4-6 gradi nei nostri calici Sinfoni.